Sindaco, oggi si presenta il progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025 con un evento qui al Teatro Pirandello, un programma insomma intenso e ricco che vede la partecipazione non solo di artisti ma di tantissimi ragazzi delle scuole. Sì, oggi presentiamo ufficialmente la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura Italiana 2025. Sono emozionato, è un evento importante. Capite bene, se riusciamo in questo progetto, in questo obiettivo, Agrigento può svoltare dal punto di vista culturale, economico, turistico e dal punto di vista anche di qualità della vita. Ce la stiamo mettendo tutta, invito tutti i miei concittadini a essere uniti e a lavorare insieme per migliorare le sorti della nostra città. Insomma, un impegno che non è solo il comune ma di tante strutture agrigentine, l'università, insomma, fondazione, tanto teatro. Sì, tante strutture agrigentine, ma dirò di più, abbiamo coinvolto anche l'intera provincia di Agrigento, più tardi verranno anche gli altri sindaci, perché bisogna valorizzare l'intero territorio, da soli non si vince, invece tutta l'intera provincia, una provincia che è ricca di arte, di cultura, di storia, penso che merita essere menzionata e di viaggiare accanto a noi. L'Overtour, una giornata importante oggi con la presentazione alla stampa, alla città del progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sì, sul piano della comunicazione è sicuramente il momento più significativo, perché dopo un intenso lavoro che è durato un bel po' di mesi e che ha visto collaborare istituzioni, associazioni, cittadini, intellettuali, dopo la elaborazione di un progetto che a nostro modestissimo avviso è di elevatissima fattura, oggi lo presentiamo ufficialmente al popolo della provincia di Agrigento. Non era soltanto una nostra esigenza di comunicazione, ma l'abbiamo ritenuto un dovere, non solo per informare sui contenuti essenziali di questo progetto, ma anche per chiamare ancora una volta i cittadini della provincia di Agrigento a fare proprio questo progetto, a sentirlo nell'anima oltre che nel corpo e a risvegliare quell'orgoglio di agrigentini che deve rendere questa città ancora una volta protagonista nel mondo. Un evento che sta avendo tantissimo successo, come stiamo vedendo anche dal tanto pubblico presente, Prefetto. Perché è un evento importante, direi storico, speriamo di arrivare a questo traguardo, si sta lavorando tanto, devo dire anche con una bella sinergia tra le istituzioni. Io penso che Agrigento ha tutte le caratteristiche e tutti i presupposti per poter realizzare questo, chiamiamolo sogno. Se così sarà, gli effetti sull'economia, sullo stesso tessuto sociale saranno sicuramente molto positivi. Ecco, siamo qui per testimoniare che lo vogliamo veramente. Un programma ricco e intenso, quello di oggi, che hai curato la direzione artistica. Una grande emozione perché è un grande passo in avanti per Agrigento, ci vuole coraggio, ci vuole la capacità, la volontà di usare ed è questo che sta facendo il sindaco, che sta facendo il presidente Mangiacavallo e questo che stanno facendo i progettisti del progetto, il dottore Roberto Albergoni e tutto lo staff che sta lavorando con passione da mesi e da tempo a questa grande progettualità. E oggi siamo qui al Teatro Pirandello per presentare alla comunità il dossier e tutto ciò che riguarderà questa candidatura 2025. Anche gli interventi artistici? Sì, gli interventi artistici avremo l'onore del grande maestro Francesco Buzzurro con la sua infallibile chitarra e poi l'orchestra del Liceo Musicale Classico Empedocle e degli attori siciliani che ho avuto il piacere di coordinare per un'ouverture molto particolare. Il consorzio universitario su delega del Comune è stato investito della responsabilità di organizzare la parte del progettuale della candidatura. È stato stilato un progetto che oggi verrà ufficialmente presentato dinanzi alle scuole, dinanzi a tutte le autorità, ai sindaci soprattutto dei comuni che sono protagonisti di questo progetto. Sindaco, anche il Real Monte partecipa al progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025 insieme ad altri comuni della nostra provincia. Assolutamente sì, noi a Real Monte, città della Scala dei Turchi, diciamo sempre che bisogna andare nella direzione della bellezza e questa candidatura è bellezza con tutto quello che potrà comportare in termini di crescita economica, culturale, socio-economica.
Approfittiamo di questa sua presenza qui come presentazione di Agrigento Capitale Cultura 2025, anche la Chiesa dà il suo sigillo alle varie manifestazioni nel programma. Ma diamo un contributo, siamo contenti di questa proposta che certamente si allarga, immagino, al territorio di Agrigento, non solo alla singola città di Agrigento, territorio ricco di cultura, di tradizioni, che ben si può affacciare a questa, come chiamarla, a questa competizione per un riconoscimento che già dalla proposta può essere motivo di progettazione, di strategie che aiutino lo sviluppo turistico, ma non solo turistico, uno sviluppo di valore per chi abita già il territorio. Voi siete presenti con una struttura bellissima che è appunto il Mudia. Noi abbiamo diverse strutture, è un patrimonio che ha la chiesa che è in Agrigento, e ripeto, quando dico Agrigento dico Sciacca, Sambuca e così via. Sapete bene le ricchezze culturali, artistiche che insistono su questo territorio.